Da qua sopra non si vede nulla. C'è chi dice è là sotto e non resta che crederci. Di notte, accostando l'orecchio al suolo, alle volte si sente una porta che sbatte. Una frase di Italo Calvino per le sue città invisibili come chiave di lettura del nuovo documentario su Trieste romana realizzato dall'ufficio stampa Produzioni Televisive della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Civici Musei di Storia e Arte e Soprintendenza Archeologica e che sarà presentato a ingresso libero giovedì prossimo 30 maggio al Cinema Ariston di Trieste, inizio alle 20:30. Un progetto impegnativo durato quasi 3 anni che, partendo dalle fonti antiche, dai resti monumentali, dai reperti conservati, da quanto nuovi scavi hanno fatto emergere dalla terra, ricostruisce per la prima volta con l'aiuto del virtuale il volto e la forma che nel tempo venne data alla città. Con l'aiuto degli archeologi è stata elaborata l'intera pianta di Tergeste, dal Colle di San Giusto, con il tempio, la basilica civile, il foro, al tessuto urbano, con piazze, botteghe, officine di produzione e acquedotti. Vicino al mare il teatro e attraverso i frammenti conservati ai civici musei è stato ricostruito il tempio della Bonadea, che il centro della città moderna nasconde sotto strade piene di traffico. Lungo l'antica linea di costa, diversa e più arretrata rispetto a quella di oggi, è stato realizzato il complesso sistema portuale e gli impianti produttivi. Da questi mosaici di I secolo d.C., conservati ai civici musei, dai frammenti di mattoni con il bollo di una grande famiglia dell'aristocrazia romana, i Crispini, si è partiti per dare vita ad un altro frammento della città invisibile, la villa di Barcola, i cui resti vennero alla luce alla fine dell'Ottocento per poi essere interrati per sempre. Forse la villa di Calvia Crispinilla, personaggio dell'elite di potere a Roma, discussa e chiacchierata. Forse solo un'imprenditrice donna in un mondo al maschile che doveva l'enorme ricchezza a possedimenti sparsi in tutto l'impero. Il documentario sarà disponibile gratuitamente per scuole, enti e associazioni culturali.